Un'interessante iniziativa, si discute oggi della passione politica, dell'impegno civile, dell'antifascismo, cioè si presentano gli atti del convegno su Tommaso Amadeo, una figura sicuramente di grande spessore, di grande livello culturale e politico che richiama il socialismo di un tempo. Penso di sì, perché Tommaso Amadeo fu un antifascista e per essere stato contro il regime subì anche il confino all'isola di Lipari. Poi subito dopo la liberazione, a furor di popolo, venne nominato sindaco di Sambuca di Sicilia, un personaggio di primissimo ordine nel campo della politica agrigentina, riformista convinto e soprattutto un socialdemocratico, anche se si trovava lui ad operare negli anni del dopoguerra, dove c'era il blocco del popolo che lui criticò in alcune fasi dell'evento tra Partito Comunista e Partito Socialista. Un uomo che era pieno di iniziative, amava la sua autonomia, voleva essere autonomo da ogni decisione partitica, al punto che lui a un certo livello lasciò il partito per ritornare a fare il cittadino. Sambuca lo ricorda con l'intitolazione di una strada, soprattutto lo ricordano perché fu un uomo di grande equilibrio, generoso e soprattutto cercava di dare il meglio di se stesso per le popolazioni che ne avevano tanto di bisogno. Tommaso Amadeo è stato il mio maestro politicamente parlando. Ci conosciamo dal 1937, eravamo ancora sotto la dittatura fascista, c'era la guerra in corso e noi facevamo il lavoro clandestino. Poi lui è stato arrestato, portato nel carcere di Agrigento e di qua lo trasferirono a Lipari, dove ha passato anni al confine. Era un socialista e tra socialisti e comunisti c'è stato sempre qualche cosa che bruciava, insomma, e non erano del tutto sereni i rapporti. In attesa che sbarcassero gli alleati, abbiamo costituito il Comitato di Liberazione Nazionale, diciamolo così, locale era. Ecco, quanto è attuale il pensiero socialista oggi, in questo momento di grande criticità della politica italiana? Amadeo è stato vicepresidente di questo comitatino. Quando sbarcarono gli alleati, la gente non andava al comune, ma andava a cercare il comitato politico che avevano costituito la sinistra a Sambuca. Cosa che è stata fatta. Tommaso Amadeo ha avuto un forte rapporto con la gente, un forte rapporto con noi che collaboravamo, era una personalità, era intelligente, molto culturalizzato, come si suol dire, e effettivamente c'era da apprendere molto delle cose che ci diceva a noi, soprattutto giovani.